Ho una convinzione: qualunque attività non può prescindere dalla passione. In politica poi la passione è davvero il motore che trascina, ti rende impegnato, ti rende disponibile al dialogo, al confronto, ti fa corretto. Ecco, abbiamo bisogno di donne e uomini che sanno appassionarsi, che sentono un naturale trasporto verso gli altri e in particolare verso chi sta peggio. Ho 56 anni, sono sposato, 2 figli gemelli, maschio e femmina, sono in politica in Consiglio regionale del Veneto da 9 anni, sempre all'opposizione in una regione governata dal centrodestra. Ho condotto battaglie per il diritto allo studio, per la difesa del territorio, per un miglior funzionamento della sanità, per condizioni migliori dei nostri anziani nelle case di riposo. Dio sa quante persone deboli hanno bisogno di qualcuno che le ascolti, dedichi loro del tempo, si faccia carico dei loro problemi. Ecco, mi sono sentito, lasciatemi passare l'espressione, un po' spesso come la Croce Rossa, ed è stata una fortuna, perché stare vicino a chi ha problemi e cercare delle risposte dà un senso alla tua attività politica, ti eleva nello spirito, ti raddoppia le energie. Ho accettato con entusiasmo la candidatura alle europee, consapevole che in Europa si giocheranno nei prossimi anni le battaglie più difficili sul tema dei diritti civili, del lavoro, dell'occupazione, della giustizia, dell'integrazione tra i popoli. A Strasburgo, come a Bruxelles, dobbiamo essere rappresentati da chi, a mio giudizio, esprime il meglio dell'ethos della nostra gente, vale a dire tenacia del lavoro, rispetto delle regole, rispetto per le persone, e da competenze anche provenienti dalle diverse esperienze professionali. Sono un giornalista da 25 anni, ho visto il mondo politico al di qua della scrivania e l'ho vissuto gettandomi nella mischia. È meno peggio di quello che appare, ci sono ancora tanti politici per bene. All'interno dell'Italia dei Valori i politici per bene possono davvero trovare la loro casa.